Una tassa di soggiorno anche a Mogliano Veneto. Il sindaco la inserisce in una strategia di marketing e come un contributo che il turista lascia a Mogliano. La tassa che divide ma morbidamente, €1 al giorno a turista. A ridosso di Venezia fa gola. Mogliano conta una decina di alberghi e altrettanti bed and breakfast. Nel 2010 le presenze sono state 150.000, quest'anno si prevede il doppio. Nelle casse del comune arriverebbero €300.000. La tassa infastidisce la categoria locale degli albergatori. Gli albergatori di Mogliano Veneto sono concordi, però a seguito di incontri su base mensile, che gli importi che saranno versati, si parla di €1 per persona, vengano poi investiti sul turismo. Magari metterò un cartello fuori e dirò: guarda, scusate, ma c'è questo euro da pagare del quale io non so nulla, cioè va a beneficio del comune. Sul dove andranno a finire i soldi risponde il sindaco. Andranno a finire sicuramente nei servizi per il turismo, andranno a rafforzare per esempio il trasporto locale per trasportare dalla stazione dei treni agli alberghi per esempio di Zermatt. I nostri turisti andranno ad abbellire la città e anche ad aiutare a completare tutta quella gamma di manifestazioni che tanto attirano turisti a Mogliano. Resta da decidere il tetto delle giornate di applicazione della tassa. Il 29 giugno ci sarà un incontro in comune perché se la linea morbida non funziona si affilano le armi. Decideremo sul da farsi, che chiaramente sarà una forte protesta sotto ogni punto di vista. Tutti gli albergatori sicuramente della zona di Mogliano Veneto e del territorio si organizzeranno, probabilmente credo che dovremo scendere in piazza assieme.